ragazzi, io sono Silvia Rebeschini di ARPAV, lavoro al Dipartimento di Padova, in particolare mi occupo di monitoraggio della qualità dell'aria. Oggi siamo qui a Padova, zona Mandria, e vi mostrerò come funziona una centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria. E intanto partiamo, perché si fanno questi monitoraggi? Perché bisogna acquisire dati e informazioni sulla qualità dell'aria? Perché è la legge che ce lo chiede. In particolare c'è un decreto, che è il 155 del 2010, di recepimento di una direttiva europea del 2008, che ci impone di avere dei dati e delle informazioni sulla qualità dell'aria per poi adottare tutte quelle misure di risanamento o di mantenimento per migliorarne la qualità. E a livello regionale, quindi siamo nel Veneto, il piano di tutela e di risanamento della qualità dell'aria è quello che in pratica ci dice come dobbiamo comportarci nelle diverse aree della regione che sono omogenee per quello che riguarda la qualità dell'aria. Di queste centraline, come vedete alle mie spalle, ce ne sono oltre una quarantina in tutto il Veneto e ce ne sono 10 solo nella provincia di Padova. Ci sono stazioni fisse, come questa che vedete, quindi è un'installazione fissa sul territorio, ma ci sono anche mezzi mobili, chiamiamoli laboratori mobili. A Padova ne gestiamo 3, che servono per fare delle misure speditive, le chiamiamo così, cioè vuol dire che sono fatte per un periodo di tempo minore, ma servono perché, potendosi spostare su tutto il territorio, ci permettono di monitorare delle aree che altrimenti rimarrebbero scoperte. Quindi quando parliamo di rete della qualità dell'aria intendiamo sia le stazioni fisse che i laboratori mobili. E la stazione di Padova Mandria è una stazione di background urbano, o detta anche fondo urbano. Cosa significa questo? Significa che le stazioni fisse sul territorio possono essere di diverse tipologie, a seconda dello scopo che hanno e anche a seconda del sito in cui si trovano. Quindi possono essere stazioni di traffico se si trovano principalmente vicino a delle strade ad alta percorrenza, e quindi gli inquinanti da monitorare sono quelli generalmente generati dal traffico. Oppure possono essere, come questa di Mandria, di background urbano, perché sono in una zona urbana, cioè che misurano il contributo di più fonti di pressione, quindi il traffico, le industrie, il riscaldamento urbano, e l'obiettivo è misurare il contributo integrato di più fonti. Poi ci sono in realtà anche le stazioni industriali, che sono quelle che invece sono collocate vicino a una fonte di pressione industriale, quindi a una zona industriale oppure a un'industria grande isolata. A seconda del sito, appunto, possono essere, come ho già anticipato, stazioni urbane, suburbane o rurali, se si trovano addirittura rurali remote, se sono al di sopra dei 50 km lontane dalle fonti di pressione. La legge, il decreto legislativo 155 del 2010, dicevamo, dà la possibilità di misurare la qualità dell'aria sia attraverso le stazioni fisse, quindi attraverso delle misure fatte sul territorio, sia attraverso dei metodi speditivi, quindi quelle dei mezzi mobili che abbiamo accennato prima, sia anche attraverso però delle analisi statistiche dei dati, attraverso dei modelli matematici che vengono applicati quindi successivamente sulla base dei dati a disposizione. Adesso, oggi, ci occupiamo di vedere proprio invece come funziona una centralina di monitoraggio, di che cosa è composta, quindi quali sono gli apparati, gli apparecchi all'interno, quali accorgimenti bisogna adottare per averne un funzionamento ottimale, e entriamo e vediamo che cosa abbiamo all'interno. Gli strumenti che sono all'interno della cabina sono principalmente strumenti automatici, quindi effettuano delle rilevazioni in continuo e con metodi appunto automatici, senza quindi l'intervento umano. Però alcuni parametri, come per esempio i metalli o il benzoapirene, che è uno degli idrocarburi policiclici aromatici, vengono rilevati in laboratorio. Quindi il campione viene prelevato e trasportato in laboratorio, mantenendolo in adeguate condizioni di umidità e temperatura, e in laboratorio viene quindi analizzato e i risultati vengono poi forniti a posteriori.
È molto importante considerare che per una qualità del dato è importante mantenere all'interno della cabina condizioni di temperatura e umidità adeguate, nonostante poi ogni strumento sia fatto per mantenerle queste condizioni. Quindi abbiamo a servizio della cabina un impianto di condizionamento che deve funzionare 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che deve essere manutenuto, così come tutti gli strumenti. Ricordiamo che tutte le stazioni fisse mobili della rete sono costantemente sotto manutenzione da parte di persone qualificate. Le manutenzioni periodiche preventive e correttive vengono assicurate anche attraverso appunto l'intervento dei tecnici specializzati che si occupano di verificare che tutti gli strumenti lavorino in condizioni all'interno di alcuni intervalli previsti dalla legge. Come potete vedere, sulla sommità della stazione sono presenti, oltre alle teste, le chiamiamo noi le teste di prelievo, che vedete come dei funghi che escono, ci sono anche degli altri strumenti che sono dei sensori meteo per la misura della temperatura, dell'umidità relativa, della velocità e della direzione del vento. Questi parametri non sono i parametri ufficiali rilasciati da ARPA, che invece provengono dalla rete apposita ad hoc di agro, nivo e meteo dell'agenzia, ma sono usati a supporto delle misure della qualità dell'aria. Quindi vengono utilizzati dal personale che valida, poi vedremo cosa significa, valida i dati raccolti presso la centralina per valutarne in casi eccezionali la validità. Il funzionamento di questa centralina parte dal prelievo dell'aria esterna, dell'aria ambiente. Quindi attraverso una sonda di prelievo l'aria viene captata dall'esterno e viene poi trasportata a tutti gli strumenti, a tutti gli analizzatori. Quindi abbiamo una sonda unica di prelievo con tante diramazioni, quindi ogni analizzatore avrà l'aria ambiente che entra, poi avrà ciascuno un proprio sistema di funzionamento, dettato anche questo dalla normativa, e poi emetterà un risultato un dato che viene raccolto dal data logger. Cos'è il data logger? È un computer, un apparecchio quindi elettronico, un computer che raccoglie tutti i dati prodotti dai vari strumenti, e è un registratore quindi che registra non solo i dati ma anche i parametri di funzionamento dei singoli analizzatori, li mantiene e poi li trasferisce al centro unico di controllo, quindi generale regionale, e successivamente anche al database aziendale dove ci sono i dati ufficiali, quindi di ARPAV. Ogni giorno, entro la mattina, i singoli operatori, i validatori, attualmente per ogni provincia, in ogni dipartimento, hanno il compito di guardare i dati prodotti fino al giorno prima dalle varie centraline, di analizzarli, valutarli e alla fine di validarli. Quindi diciamo che questo processo di validazione avviene tutti i giorni entro le 12, l'una di ogni giorno, e questo permette di pubblicare sul sito dell'agenzia ogni giorno i dati fino al giorno precedente, già controllati e verificati dai singoli operatori. È importante sottolineare che la normativa indica per ciascun inquinante monitorato il metodo di riferimento, di misura da adottare, quindi c'è una certa uniformità in questo senso, non solo nel Veneto ma anche in tutto il territorio nazionale. E in questo caso i parametri che misuriamo in questa centralina sono il monossido di carbonio, quindi il CO, il biossido di azoto, assieme anche al monossido di azoto e agli ossidi di azoto in generale, l'ozono, le polveri, sia il PM10 che il PM2,5. Cosa si intende per PM10? Sono la frazione di polveri al di sotto dei 10 micro, e il PM2,5 la frazione di polveri al di sotto dei 2,5 micro, quindi sempre più piccoli, sempre più pericolosi anche per il nostro organismo. In questa stazione in particolare di Mandria è una stazione speciale di misurazione, viene definita così appunto da un decreto e ce ne sono altre in ambito nazionale. Sono previste anche delle misure in più, che sono in particolare la misura della formaldeide e dei precursori dell'ozono.
Qui siamo nel punto principale appunto della cabina, dove vedete a rack ci sono i vari analizzatori automatici degli inquinanti gassosi, quindi monossido di carbonio, ozono e gli azoti, e poi abbiamo un strumento automatico che è questo qui, per la misura dei PM10 e dei PM2,5. È uno strumento bicanale, si chiama, proprio perché permette di fare le due frazioni delle polveri sottili, e è automatico perché funziona con il principio dell'attenuazione dei raggi beta generato da una piccola sorgente radioattiva che è all'interno dello strumento. Come funziona? Viene generato ogni giorno un campione di questo tipo. Qui ne vediamo uno più chiaro e uno più scuro, dipende dalle concentrazioni di polveri che si appoggiano su questo campione. E oltre al dato automatico, quindi, che viene generato tutti i giorni, ricordiamo che per le polveri il dato significativo è il dato giornaliero e il limite è 50 microgrammi metro cubo, che non deve essere superato giornalmente. Questo supporto, che viene poi generato ogni giorno, viene inviato al laboratorio perché su questi filtri vengono poi analizzate gli IPA, o meglio il benzoapirene, che è un indicatore degli IPA, quindi idrocarburi policiclici aromatici, e i metalli. I metalli vengono analizzati solo i 4 metalli dove è previsto un limite dalla normativa, un valore limite, che sono il piombo, il cadmio, il nickel e l'arsenico. Quindi all'interno dello strumento c'è un sistema per condizionare, quindi fare in modo che i campioni restino a valori di umidità e di temperatura adeguati, ma anche il trasporto successivo, quindi da quando l'operatore viene in cabina e trasporta questi filtri al laboratorio, è importante che vengano mantenuti in condizioni, diciamo, di standard per questi parametri. Ragazzi, questo è tutto, spero che vi siano interessate le cose che vi ho detto, e noi di ARPA siamo sempre disponibili a soddisfare le vostre richieste. Se avete bisogno di approfondimenti, chiarimenti, qualsiasi cosa, sapete che c'è l'ufficio educazione alla sostenibilità, e grazie, arrivederci.